Allora, direi che a questo punto siamo in diretta, vediamo se come al solito Streamer ci dà qualche segnale di vita, credo proprio di sì, e di conseguenza bentornati su Parresia. Allora, oggi, prima di due live fondamentalmente, la prima con ospite, e io saluto Emiliano Beri dell'Università di Genova e del laboratorio NavLab, sempre dell'Università di Genova, spero di aver detto bene Emiliano, quindi grazie mille di essere di nuovo qui. Buonasera a tutti, grazie a te di avermi invitato. No, è sempre un piacere riaverti, specialmente quando si parlano di questi argomenti. Allora, di cosa appunto andremo a parlare oggi? Beh, una battaglia che è stata descritta più e più volte anche qui su YouTube Italia. È inutile dire che stiamo parlando della battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571. Battaglia che da certi punti di vista nell'immaginario collettivo, specialmente occidentale e cristiano occidentale, è diventato fondamentalmente forse una delle ultime, tra virgolette, crociate, se vogliamo dire così, e che poi è stata menzionata anche successivamente da vari autori della letteratura europea, uno su tutti, inutile dire, Cervantes, che Tapresi partecipò oltretutto alla battaglia e ne rimase anche ferito alla mano sinistra, disse lui stesso, per la gloria della mano destra. Però ecco, diciamo che un altro, ad esempio, che menziona, anche se in via un pochino, diciamo, di sguincio, forse come riferimento in realtà a questa battaglia, è stato Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata, quando appunto parla in realtà della prima crociata, dove diciamo il setting narrativo è ambientato per la sua opera. Quindi stiamo parlando di una guerra effettivamente di religione tra un Oriente musulmano e un Occidente cristiano, anche volendo, ma principalmente stiamo parlando della Lega Santa, cioè di un'alleanza fondamentalmente cristiano-occidentale, vogliamo dire, con tantissimi ovviamente stati, specialmente possiamo dire preunitari, diciamo, italiani, e ovviamente l'impero spagnolo da una parte e l'impero ottomano dall'altra. Io a questo punto mi taccio, magari, ecco, aggiungi pure tu Emiliano qualcosa, questa è solo una breve introduzione e poi parto ovviamente con le tue slide. Prego Emiliano. Hai detto bene, è una battaglia che è collocata in una guerra che ha come cornice il sostrato religioso. In realtà prende corpo tra l'impero ottomano, un sacco di volte anche a lezione per assonanza, io lo chiamo impero romano, poi mi devo sempre correggere. È un'alleanza che è un'alleanza cristiana, ma è un'alleanza cristiana parziale perché è essenzialmente un'alleanza ispano-italiana, ossia degli Asburgo di Spagna con Venezia e con i domini italiani degli Asburgo e con gli stati collegati da un'alleanza strutturale agli Asburgo, ossia non c'è la Francia, non c'è la Germania, c'è il Sacro Romano Impero, non ci sono gli Asburgo d'Austria che anzi hanno fatto poco prima una pace con l'impero ottomano e non hanno voluto nuovamente entrare in guerra con l'impero ottomano, quindi non rompere la pace, non ci sono i paesi scandinavi, non c'è l'Inghilterra, gran parte della cristianità occidentale e men che meno quella ortodossa è presente. È chiaro che è un'alleanza patrocinata dal Papa, quindi che più cattolica, più religiosa non può essere, ma è un'alleanza di carattere politico che comprende una parte del mondo mediterraneo, una parte del mondo europeo e comprende due grandi attori, gli Asburgo di Spagna e Venezia, che si alleano perché in questa specifica fase hanno interessi strategici in parte convergenti, ma che erano strutturalmente caratterizzati da invece interessi strategici divergenti. Gli Asburgo di Spagna, che erano in guerra permanente con l'impero ottomano nel Mediterraneo, in primo luogo per il controllo del Nord Africa, ossia per dare sicurezza al Mediterraneo, alle coste del Mediterraneo in relazione al problema barbaresco,
e Venezia, che era entrata in guerra con l'impero ottomano, perché l'impero ottomano aveva invaso l'isola di Cipro, che era un dominio veneziano, ma una Venezia che invece aveva un interesse strutturale nel mantenere la pace con l'impero ottomano. Perché? Perché il suo sistema economico dipendeva ancora dalla possibilità di accesso ai porti del Levante mediterraneo, ossia i porti dell'impero ottomano, dove arrivavano attraverso le vie carovaniere le merci orientali che poi Venezia ridistribuiva in Europa. Venezia nel corso del Cinquecento entra in guerra contro l'impero ottomano solo quando è costretta dall'aggressività ottomana, dall'aggressività espansiva ottomana. E per quanto riguarda la guerra in cui è collocata la battaglia di Lepanto, la guerra di Cipro, 1570 gli ottomani invadono Cipro perché una nuova fase espansiva ottomana che si concretizza nel 1570 l'invasione di Cipro e aveva già preso corpo nel 1569 con la conquista di Tunisi, che era l'ultimo grande dominio spagnolo indiretto in Nord Africa, e poi che si concretizzerà, che si chiuderà nel 1574 con la seconda conquista di Tunisi, perché tra il 1569 e il 1574 gli spagnoli riescono a recuperare nel 73 Tunisi. Ed è una fase espansiva ottomana che è correlata alla successione al trono. Muore Solimano Magnifico, sale al trono Selim II. Esatto, Selim II, e il sultano ottomano aveva necessità politica di legittimare la propria posizione preeminente attraverso la gloria militare, il successo militare. Quindi Selim II ha necessità di attuare una politica espansiva, una politica militare aggressiva, per legittimare il suo potere agli occhi di quello che era l'opinione pubblica ottomana, ossia Ma mi pare che questa fosse proprio... Sì, scusa Emiliano, mi pare che questa fosse proprio in realtà una legge dell'impero ottomano, se non ricordo male, cioè che una volta praticamente insediatosi un nuovo sultano per appunto cercare di... Non ti so dire se fosse normata a livello giuridico, però c'era la necessità sistematica per il sultano ottomano di legittimare se stesso come capo militare vittorioso. Forse era una consuetudine che ovviamente diciamo aveva un certo peso, ovviamente, e tra parentesi per un sultano come Selim II, che diciamo poco prima c'era anche Solimano, c'è stato, quindi voglio dire, stiamo parlando di, come dire, un sultano veramente, veramente forte anche nell'immaginario collettivo di un impero che all'epoca era molto potente, o meglio, così appunto era visto dalla parte, diciamo, occidentale. Era un peso abbastanza ingente. Tra parentesi, mi pare anche che, fun fact, mi pare Selim II avesse anche qualche problemino con l'alcol, tra parentesi, proprio su questo. Vabbè, gente che non beveva nel XVI secolo era come trovare gente senza il cellulare oggi, ecco. Poi è chiaro che le fonti occidentali hanno ricamato su questo elemento, e poi un elemento che è stato ripreso a livello storiografico da Barbero nel suo libro su Lepanto, che descrive il Selim deturpato dalla rosacea provocata ma se guardi la mia faccia, anche io ho la rosacea, ma non sono un grande bevitore. un grande bevitore come Selim. Certo, anzi, grazie a Lorenzo che appunto dice i padiscià di solito erano forti bevitori, era anche propaganda. Comunque, detto questo, io a questo punto mando le tue slide se sei d'accordo. Eccoci qua. Proseguo a questo punto con quella dopo. Ovviamente fammi un cenno oppure dimmi di passare a quella dopo e vediamo. Okay? Dopo, tranquillamente, passa quella dopo, che è una rappresentazione della flotta della Lega nel porto di Messina, ma fuori dal porto di Messina perché era tanto grossa che in un porto da sola non ci stava. Ed è occasione questa immagine per parlare delle due forze navali che si sono affrontate in battaglia, perché stiamo parlando di due flotte di oltre 200 unità ciascuna, poco più di 200 galee
6 galeazze, poi parleremo di cos'erano le galeazze da parte della Lega, 210-220 galee a seconda delle fonti, non abbiamo fonti amministrative per quanto riguarda la flotta della Lega, quindi ci basiamo sulla flotta ottomana, quindi ci basiamo solo su quello che ci dicono le fonti cristiane sull'entità della fonte ottomana, e i numeri oscillano un po', quindi da 220 da 210 a 220 galee, una cinquantina tra galeotte e fuste, tenendo conto che soprattutto le galeotte non erano tanto più piccole delle galee, erano circa 3/4, 2/3 di una galea ed erano molto più manovrabili della galea. Questo è un elemento da tenere in considerazione per poi capire gli aspetti tattici e le manovre tattiche in battaglia, quindi una condizione di superiorità numerica da parte ottomana, una condizione però di superiorità in termini di potenza di fuoco da parte della flotta della Lega, perché sui bastimenti galeazze della flotta della Lega erano imbarcati circa 1800 cannoni, quando pezzi d'artiglieria, il cannone era una tipologia di pezzo d'artiglieria, quando sulla flotta ottomana ne erano imbarcati solo circa 800, quindi un divario estremamente significativo che però, e lo vedremo in seguito, va interpretato, va contestualizzato in relazione a quelle che erano le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei bastimenti da guerra dell'epoca, ossia in primo luogo delle galee, che erano le capital ship delle flotte dell'epoca, e in correlazione alla capacità di manovra tattica che caratterizzava le galee. Dicevo, 2 flotte di grandissime dimensioni, 2 flotte che erano un inedito per l'epoca, ossia 2 flotte di queste dimensioni non si erano mai affrontate. Per avere un'idea, la grande battaglia precedente cronologicamente a quella di Lepanto, la battaglia di Gerba, un disastro per la flotta spagnola dei domini italiani, perché le galee di Spagna in realtà non c'erano, è stata combattuta fra 48 galee spagnole e 94, 96, 98 a seconda delle fonti galee ottomane. E per quanto riguarda la battaglia di Lepanto, questi numeri che riassumono in sé il totale degli effettivi della battaglia di Gerba, per quanto riguarda la battaglia di Lepanto, dicevano erano gli effettivi di una singola squadra, ossia la squadra che si schiererà al centro nell'ordine di battaglia della flotta ottomana contava circa 90 fra galee e galeotte. Le squadre che erano collocate sui fianchi della flotta della Lega contavano tra le 52, le 54, 55 galee. Stiamo parlando quindi di dimensioni eccezionalmente elevate per l'epoca, un punto d'arrivo di una cosiddetta corsa agli armamenti, così l'ha definita Arturo Pacini nel suo libro Desde Rosa Sagaeta. Perché? Perché a partire dal 1560 la Spagna, il governo di Filippo II, aveva attribuito alla propria inferiorità sul mare rispetto agli ottomani all'inferiorità numerica, un dato essenzialmente quantitativo, e aveva visto nella battaglia di Gerba l'espressione di questa condizione di inferiorità determinata dal gap quantitativo. A partire da questa data, quindi, il governo spagnolo si era impegnato a aumentare significativamente le dimensioni della propria flotta, arriverà nel 1574 ad avere 150 galee, a partire da una condizione iniziale che era circa di 60 galee, e per ridurre il gap quantitativo. Il problema dove sta? Il problema è che gli ottomani reagiscono incrementando anche loro la dimensione della propria flotta e aumentando il gap quantitativo invece di diminuirlo. Tant'è vero che nel 1574, a 3 anni di distanza da Lepanto, la flotta ottomana raggiungerà l'apice quantitativo in termini dimensionali con 260 galee, 13 o 14 galeazze, avendo copiato le galeazze veneziane che tanto bene avevano fatto a Lepanto, e questa corsa agli armamenti si risolve sostanzialmente col mantenimento della supremazia navale nel Mediterraneo da parte degli ottomani e i default
che caratterizzano, sospensione dei pagamenti dei titoli di debito pubblico che caratterizzano la monarchia spagnola proprio a partire da quegli anni, dagli anni della corsa all'armamento navale. Perché? Perché l'armamento navale costava un occhio della testa. Cioè, le flotte costavano molto di più a parità di dimensione degli eserciti, quindi l'impegno per l'erario pubblico spagnolo era stato tanto considerevole da portare a una crisi di solvibilità in quanto a debito pubblico. Sì, tra l'altro la questione anche della costruzione delle navi, questo riguarderà non solo gli spagnoli, ma specialmente anche i veneziani successivamente a questa guerra, quindi non solo la battaglia, ma proprio la guerra di Cipro, farà sì che proprio gli stessi veneziani alla fine arriveranno prima i veneziani, poi gli spagnoli successivamente a chiedere la pace con i turchi, quindi alla fine anche a lasciare Cipro, perché oggettivamente nel periodo esattamente successivo i turchi si erano già ricostruiti un'altra flotta e Sì, sì, quindi sì, ma poi l'esito della guerra di Cipro e l'esito anche della lunga guerra mediterranea fra Asburgo di Spagna e ottomani, che si colloca immediatamente dopo la fine della guerra di Cipro, sono l'espressione più significativa dei divergenti obiettivi strategici che Venezia e la Spagna avevano. Ossia, dopo Lepanto, una grande vittoria, una vittoria di dimensioni eccezionali, fuori da ogni logica, la battaglia che aveva segnato l'inizio della supremazia navale ottomana nel Mediterraneo, che era la battaglia della Prevesa del 1538, aveva visto le due flotte perdere da 5 a 7 bastimenti ciascuno fra navi e galee. Nella battaglia di Lepanto la flotta ottomana viene quasi completamente anniettata, si salvano una quarantina di galee in tutto. E è una vittoria navale che è una vittoria di proporzioni tali che crea nell'immediato, in chi l'ha vinta, negli spagnoli e nei veneziani, un'illusione di aver ottenuto un successo decisivo. Di aver ottenuto un successo decisivo perché loro, nella loro ottica era impossibile riprendersi in tempi o medio brevi da una batosta navale di quelle dimensioni, anche alla luce dei costi di allestimento di una nuova flotta. Il fatto che poi l'impero ottomano si sia ripreso sotto il profilo navale abbastanza velocemente, soprattutto immediatamente sotto il profilo quantitativo e poi nell'arco di 3-4 anni anche sotto il profilo qualitativo, perché i bastimenti e gli equipaggi che hanno sostituito quelli distrutti a Lepanto l'anno successivo non erano della qualità di quelli andati perduti a Lepanto, ma nel giro di 3 o 4 anni la qualità era notevolmente aumentata. È stato tale l'impatto disillusorio che ha generato un'ondata depressiva che emerge dai documenti. Emerge dai documenti, quale tipologia di documenti? I documenti che sono dentro l'archivio. Gli archivi, non i documenti celebrativi che noi possiamo trovare nella letteratura, nell'arte. Emerge questa batosta psicologica che per quanto riguarda Venezia si concretizza nella necessità di sottoscrivere immediatamente una pace, anche a dure condizioni, sia la perdita di Dulcineo, la riduzione della flotta a 40 galee, l'obbligo di proteggere i bastimenti mercantili ottomani nell'Adriatico dai corsari spagnoli, napoletani, siciliani, genovesi, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché Venezia aveva combattuto la guerra nella prospettiva di combattere una guerra breve, ottenere un risultato decisivo e negoziare con gli ottomani, possibilmente recuperando Cipro, una pace da una condizione di vantaggio determinata dallo sforzo militare. La prospettiva strategica della Spagna invece era diversa, era quella di fare della guerra di Cipro un tassello della sua lunga guerra di logoramento per il controllo del Nord Africa contro gli ottomani. Ma alla luce del successo ottenuto a Lepanto e della disillusione successiva e delle difficoltà economiche determinate dallo sforzo nella corsa agli armamenti navali, ecco che la Spagna decide alla fine degli anni 70, quindi circa 7-8 anni dopo Lepanto, di chiudere la guerra con gli ottomani. Una guerra che era iniziata all'inizio del Cinquecento, una guerra che era andata avanti a discapito delle sconfitte e delle oscillazioni generate dalla superiorità navale ottomana. Una guerra che però paradossalmente proprio l'esperienza di Lepanto, scusate, riformulo,
E proprio l'esperienza di Lepanto a inserirsi nel processo decisionale spagnolo in una forma che per noi può sembrare assurda, ossia la vittoria porta alla decisione di abbandonare la guerra. Perché è del ragionamento che propongono i vertici militari navali spagnoli al governo di Filippo II, se anche dopo Lepanto non siamo riusciti a ottenere una condizione di supremazia stabile sugli ottomani, vuol dire che non li possiamo battere. Quindi tanto vale chiudere la guerra e concentrarsi su altri teatri, che in questo caso era il teatro atlantico, il teatro olandese e la questione che si stava cominciando a delineare, ossia la questione inglese. Sì, esatto. Esatto. No, tra l'altro, e qua cito una bellissima conferenza di cui ci sono entrambe le parti su YouTube, sul canale Domus Orobica, fatta da Marco Boniardi, ovviamente anche con tanto aiuto da parte tua, Emiliano, proprio su questa battaglia, e citando un po' quello che ha detto proprio Boniardi, menzionando in realtà ovviamente Machiavelli. 3 erano le cose importanti della guerra: soldi, soldi e ancora soldi. E ovviamente senza quelli, cioè, come si suol dire, senza lilleri non si lallera, come dicono in Toscana. Quindi, in poche parole, bisognava in qualche modo trovare dei fondi. La struttura della flotta della Lega Santa ne è un esempio significativo. Più della metà delle galee, circa 109 se ricordo bene, su 206, 203, 209, perché poi a seconda quelle che si sono riunite a Messina erano 209, poi quelle che hanno partecipato alla battaglia erano 203 o 206 a seconda delle fonti, perché altre erano distaccate in altre tipologie di missioni, portare dispacci, raccogliere rifornimenti, eccetera, eccetera. Dicevo, anche proprio la struttura dell'alleanza è significativa, perché più della metà di queste galee erano veneziane, 109 sul totale, ma 3/4, se mi ricordo bene a memoria, o 2/3 dei finanziamenti erano spagnoli. Ossia, è vero, i veneziani lo dicono molto spesso, che il contributo veneziano è stato maggiore di quello di chiunque altro, soprattutto della Spagna, in termini di bastimenti, di unità da guerra, è assolutamente vero. Ma i denari che hanno permesso alla flotta di operare venivano per la maggior parte dalle casse spagnole, e anche la fanteria imbarcata sui bastimenti. Perché? Perché per la tipologia di combattimento navale dell'epoca, una galea senza fanti imbarcati era come una corazzata senza cannoni, per avere un'idea. Era utile come un lecca-lecca al gusto di cacca, per citare un passaggio del film Dodgeball, Palle al balzo, non so se... Non so, ho colto la citazione. Non so se l'hai mai visto. Sì, e sì. La maggior parte delle fanterie imbarcate anche sulle galee veneziane erano fanterie spagnole. Cioè la Spagna ci aveva messo soldi e fanteria, meno galee ma più soldi e più fanteria. E per questo l'alleanza era perfettamente bilanciata. Da una parte Venezia ci aveva messo quello che era il suo know-how caratteristico, ossia i bastimenti, una flotta di grandissime dimensioni e caratterizzata anche da bastimenti innovativi sotto il profilo tecnologico come le galeazze, e la Spagna ci aveva messo fanterie che saranno poi determinanti in battaglia, e denari senza cui la flotta non avrebbe neanche potuto senza cui la flotta non avrebbe neanche potuto prendere il mare, perché denari voleva dire munizioni, denari voleva dire paghe per i soldati, denari voleva dire paghe per gli equipaggi, non i rematori ma i marinai, perché le galee non imbarcavano solo rematori ma imbarcavano anche marinai, perché avevano anche le vele, anche se tutti ce le immaginiamo come propulse sistematicamente e unicamente con i remi. Denari per comprare gli approvvigionamenti alimentari, una flotta senza supporto logistico non si muoveva. Se notate nell'immagine vedete che ci sono galee, ci sono le galeazze, le 6 galeazze che sono messe in fila una a fianco all'altra in corrispondenza dell'angolo che forma il molo del porto di Messina, ma ci sono anche delle navi, ossia dei velieri, dei galeoni, le chiamano normalmente nella storiografia italiana e del passato, venivano chiamate caracche,
perché questo era il termine che utilizzavano gli inglesi per definire le navi, ma in italiano venivano chiamate navi. Le navi che fornivano il supporto logistico, perché? Perché imbarcavano l'artiglieria d'assedio, l'obiettivo era quello, la flotta avrebbe dovuto raggiungere Cipro e riconquistarla, imbarcavano fanterie aggiuntive, ossia quelle che avrebbero dovuto sbarcare e formare l'esercito di invasione e di riconquista di Cipro, e soprattutto trasportavano rifornimenti, generi alimentari, munizioni, polvere da sparo, palle da cannone, palle da moschetto, tutto quello che serviva a rendere operativa la flotta. Ed era fondamentale la presenza delle navi sotto il profilo del supporto logistico. Perché? Perché le galee, se c'era un elemento che le caratterizzava in negativo, era la scarsa capacità di carico. Le galee erano strapiene di uomini a bordo, fra rematori, marinai e fanti, ma avevano pochissimo spazio per imbarcare munizioni e rifornimenti. E quindi il supporto logistico di un treno logistico formato da navi era un elemento significativo. Voi mi direte, e poi stoppami se io, perché sennò parto a ruota libera e ti parlo. No, guarda, io non è che ti voglio stoppare, volevo aggiungere in realtà un punto che mi è balenato proprio adesso, e qua ti dico, parte dalla mia, diciamo, deformazione professionale, dai miei studi. Il fatto che tu abbia detto appunto che c'erano molti più uomini imbarcati, perché ricordiamoci che comunque buona parte di queste navi sono a remi, quindi servono dei rematori nelle galere. È molto interessante, perché chi mandava effettivamente a remare era di fatto in parte, forse in buona parte, e questo è per uno studio proprio che ho fatto sui documenti, l'Inquisizione. E non è un caso, oltretutto, che è proprio Pio V, che è il Papa in quel momento. Pio V è stato, cioè, ha fatto praticamente la carriera nell'Inquisizione, fu Inquisitor Maior, oltretutto, sotto Paolo IV Carafa. Una volta diventato Papa, praticamente, diciamo, abbiamo una sorta di, tra virgolette, età d'oro dell'Inquisizione romana, e anche ovviamente poi dall'altra parte nel campo spagnolo dell'Inquisizione spagnola, cioè il fatto che spesso le pene che venivano comminate a chi aveva, diciamo, fatto un reato peccato era la galera. La galera ovviamente non è il gabbio, cioè parlo proprio dell'andare a remare, e quindi è molto anche probabile che all'interno di questi legni ci siano appunto un sacco di prigionieri proprio dell'Inquisizione, che poi nei secoli successivi la pena fu ulteriormente cambiata, alleggerita, spesso si andava magari verso pene pecuniarie, quello è un fatto successivo, ma in questo periodo siamo nel pieno del Cinquecento, nel pieno della Controriforma. Mi sembra abbastanza la palessiana. Tu che dici, Emiliano? Era la condanna a remo. Ora bisogna fare un distinguo fra le squadre di galee spagnole e degli stati ponentini, quindi spagnole, genovesi, toscane, napoletane, siciliane, non c'era la Sardegna perché la squadra navale lei non l'aveva, e quelle veneziane. Quelle ponentine erano caratterizzate da tre tipologie di rematori: i rematori buona voglia, ossia i rematori professionali volontari; i schiavi, ossia i barbareschi, ottomani, musulmani in generale, catturati e messi a remo come prigionieri di guerra in condizione di captivi, cioè la condizione di schiavo prigioniero di guerra del diritto romano, e i forzati, ossia i condannati a remo. All'interno di queste squadre ponentine la quantità di schiavi e condannati a remo era preponderante rispetto a quella dei Buonavoglia. Tant'è vero che le galee ponentine erano caratterizzate da una tipologia di voga per cui ogni banco, ossia ogni panca su cui erano seduti i rematori, comportava la presenza di 3 rematori e di un unico remo, mosso da tutti e 3 i rematori. Questo permetteva di avere solo un rematore esperto, solo un rematore professionalmente veterano, esperto, che era quello che stava più all'interno rispetto ai 3, e altri 2 di scarsa qualità. La flotta veneziana invece era caratterizzata da una scarsa presenza di schiavi e di forzati,
Per avere un'idea, Venezia era 30 anni, da oltre 30 anni in pace con l'impero ottomano, quindi non aveva un afflusso costante di schiavi catturati come gli stati ponentini, la Spagna e gli stati ponentini italiani collegati con la Spagna. Aveva una maggiore percentuale di buona voglia, ossia di rematori professionali, reclutati in Veneto, reclutati in Dalmazia, tantissimi reclutati nell'isola di Creta, e in relazione alla maggiore qualità professionale dei propri rematori, le sue galere erano caratterizzate ancora da un sistema di voga, dal sistema di voga precedente a quello che ho descritto per le galere ponentine, ossia la presenza di 3 remi per ogni banco di voga, mosso ciascuno da un singolo rematore. Era il sistema di voga tradizionale delle galee medievali, che nel Medioevo si esplicava anche con la presenza di 2 remi per banco, 2 rematori per banco, invece che 3, necessitava però di una maggiore professionalità, perché tutti e 3 dovevano essere, tutti e 3 i rematori che erano collocati sull'unico banco dovevano essere di elevata esperienza, di elevata qualità, perché dovevano coordinare il movimento fra di loro. Non c'era solo un rematore, quello che stava all'interno, che dava il ritmo agli altri 2. E quindi la flotta veneziana era caratterizzata da una minore quantità di forzati, da una minore quantità di schiavi, da una maggiore quantità di rematori liberi. Questo ancora nel 500, poi nel 600 la situazione sarebbe cambiata. Sì, però è interessante come si collegano, ecco, questi diversi studi. Ma tieni presente che, ti faccio un esempio, la flotta privata di Andrea Doria, che nella prima metà del 500 è arrivata a contare più di 20 galee, aveva un bisogno sistematico di rematori, tant'è vero che Andrea Doria ha sottoscritto degli accordi con il governo della Repubblica di Lucca, per avere un'idea, o col governatorato di Milano, il governatorato spagnolo di Milano, per ottenere i forzati per i forzati milanesi e i forzati lucchesi per le proprie galee. E su stimolo di questo accordo i tribunali di Milano e i tribunali di Lucca avevano intensificato la condanna a remo, ossia utilizzavano sistematicamente la condanna a remo come soluzione piuttosto che altre tipologie di condanne, visto che si muovevano in una condizione di discrezionalità giuridica eccezionalmente marcata. Certo, per esempio nella Repubblica di Lucca non c'era l'Inquisizione romana, giusto per dire, ma era una cosa tutta loro, esattamente come invece Venezia l'Inquisizione romana era invece molto più incardinata e controllata dallo Stato della Repubblica di Venezia, mentre invece all'interno del contesto ovviamente milanese ci fu il tentativo impedito da Carlo Borromeo di porre all'interno, diciamo, l'Inquisizione spagnola, e poi fortunatamente, diciamo, non se ne fece nulla. Io direi di andare a questo punto alla slide successiva, e qua iniziamo, insomma, il lungo corso verso il Golfo di Patrasso. Sono immagini che ha realizzato un tirocinante che aveva competenze grafiche, Enrico Beviglia, e lo ringrazio perché per il tirocinio, per il nostro corso di laurea, non mi ricordo se la triennale o il magistrale, l'ho sfruttato per creare queste immagini che riprendono quelle pubblicate in un testo austriaco del 1906. E paradossalmente sono le migliori qualitativamente quelle contenute in questo testo austriaco del 1906. Io le conoscevo perché erano state utilizzate da una pubblicazione spagnola recente, ma Marco Boniardi, che è presente, lo vedo perché ha commentato, aveva scoperto che la Forte originale era questa pubblicazione austriaca di inizio Novecento, anzi Marco correggimi se mi sono sbagliato sul 1906, ma a memoria mi ricordavo quello, e diciamo sono le migliori tra quelle disponibili che descrivono le varie fasi della battaglia, a partire dalla prima immagine che rappresenta i movimenti di avvicinamento delle 2 flotte e ci pone di fronte a una realtà caratteristica della guerra nel Mediterraneo d'età moderna, ma anche nel Mediterraneo medievale, che era quella della navigazione sottocosta. Ossia le flotte si muovevano sistematicamente sotto costa. Se notate, questa flotta arriva a Corfù, si muove da Corfù verso sud, ma proveniva da Messina,
aveva risalito la costa della Calabria, aveva navigato nel Golfo di Taranto, aveva attraversato il canale d'Otranto per arrivare a Corfù, sempre muovendosi a ridosso della costa, per avere a disposizione informazioni, per avere a disposizione riferimenti, per poter fare il punto nave, ossia sapere dove si trovava e quindi determinare la rotta guardando la costa e non utilizzando la navigazione strumentale, non utilizzando strumenti, quelli venivano utilizzati solo quando la costa non era visibile, perché la navigazione a vista era molto più precisa nella determinazione del punto nave rispetto alla navigazione strumentale, ed è un elemento che ci interessa anche in relazione allo schieramento delle flotte in battaglia. Perché quando la flotta si è riunita a Messina, il comandante della flotta, Don Giovanni d'Austria, che non era austriaco, voleva dire Don Giovanni degli Austrias, ossia degli Asburgo di Spagna, aveva fornito ai comandanti delle squadre navali della flotta le istruzioni di battaglia. E le istruzioni di battaglia erano concepite sapendo che la flotta avrebbe dovuto muoversi da ponente verso levante, quindi sotto costa, e quindi col fianco sinistro rivolto verso la costa e il fianco destro rivolto verso il mare aperto. In qualunque circostanza, in qualunque momento avesse affrontato la flotta ottomana lungo la costa, a condizione che la flotta ottomana non l'avesse ingaggiata dalle spalle, non fosse riuscita a girare in una posizione ingaggiata dalle spalle, il comandante del fianco dell'ala sinistra si sarebbe trovato sotto costa, il comandante del corno dell'ala destra si sarebbe trovato verso il mare aperto, perché in qualunque punto di navigazione lo schieramento della flotta sarebbe stato con la costa a nord e il mare aperto a sud. Dove avviene il contatto fra le due flotte avviene l'imboccatura del Golfo di Patrasso o Golfo di Corinto o Golfo di Lepanto. Perché? Perché la flotta ottomana era alla fonda nel porto di Lepanto, ossia una situazione simile a quella di Messina. Nel porto non ci stava, era tutta ancorata in giro intorno al porto di Lepanto. Le due flotte vengono a contatto all'imboccatura del porto e si schierano a battaglia. Cosa vuol dire? Passano dall'ordine di navigazione, che era sostanzialmente una lunghissima fila, all'ordine di battaglia, che era sostanzialmente una lunghissima linea. Tenete presente che far passare due flotte di queste dimensioni dall'ordine di navigazione all'ordine di battaglia era un'operazione tutt'altro che semplice. Ha richiesto in questo caso oltre 3 ore per schierarsi, una di fronte all'altra, e elemento significativo, chi doveva comandare la squadra navale verso il largo, ossia il comandante del corno destro della Lega, Gian Andrea Doria, e il comandante del corno sinistro, Uluccia Ali, per quanto riguarda gli ottomani, dovevano prendere posizione calcolando lo spazio necessario per lo schieramento del resto della flotta. E calcolare lo spazio necessario per schieramento del resto della flotta che non si era mai schierata prima, cioè di una dimensione tale che uno schieramento di 200 galee in linea di fronte non si era mai verificato prima, nessuno aveva esperienza nell'attuare uno schieramento di questo tipo. La flotta ottomana schierava da diversi anni 200 galee, ma non si era mai schierata in ordine di battaglia, non aveva mai combattuto una battaglia navale. E quindi questi due comandanti, la prima cosa, il primo problema che hanno dovuto affrontare è quello di scegliere una posizione abbastanza a largo, cioè sufficiente per permettere lo schieramento del resto della flotta, partendo da una condizione che era quella necessaria, ossia questi due comandanti navigavano in testa. Perché? Perché erano i primi che dovevano schierarsi, perché erano quelli che avevano più spazio da coprire a partire dall'ordine di navigazione, ossia erano quelli che dovevano coprire più spazio nel minor tempo possibile, quindi navigavano in testa e sono stati i primi a schierarsi entrambi verso sud, verso il largo. Le due flotte hanno assunto uno schieramento che era quello classico per le flotte dell'epoca, ossia uno schieramento che assomiglia un po' non un po', in tutto e per tutto a quello di una difesa di calcio degli anni 70 e degli anni 80, ossia 2 terzini, uno stopper e un libero.
Ala sinistra, corno sinistro, il terzino sinistro, nel football si chiama ancora cornerback, il terzino si chiama cornerback, nel football americano, corno destro, il terzino destro, la battaglia al centro, lo stopper, e la riserva, il soccorso, la riserva, ossia il libero schierato dietro la difesa a 3, dietro lo schieramento a 3. Entrambe le flotte assumono questo schieramento, la differenza è che la riserva della flotta della Lega è più consistente rispetto a quella della flotta ottomana, e noi, grazie alle fonti e alla battaglia che a livello di fonti di discrezione conosciamo meglio per il 500, con il maggior numero dei dettagli. Conosciamo la posizione per quanto riguarda la flotta della Lega di ogni singola galea, perché abbiamo ad esempio nell'archivio di Stato di Torino l'ordine di battaglia descritto per galea, ogni galea è citata col suo comandante. Sotto costa si schiera il corno sinistro per quanto riguarda la flotta della Lega, comandata dal provveditore d'armata veneziano Agostino Barbarigo. Al centro si schiera la battaglia comandata direttamente da Don Giovanni d'Austria e con tutti i capitani generali, ossia gli ammiragli comandanti delle diverse flotte dell'alleanza, Marco Antonio Colonna per il Papa, Ettore Spinola per Genova, Provana, l'ammiraglio Provana, non mi ricordo il resto del cognome per quanto riguarda la flotta sabauda, e sulla destra il corno destro comandato da Gian Andrea Doria, ammiraglio Provana de Leini. Esatto, grazie mille. E Gian Andrea Doria, ammiraglio genovese mal servizio della Spagna, comandante della squadra di galee genovesi di Spagna, che aveva base a Genova ma era una squadra della flotta spagnola, e alle spalle la riserva, il soccorso comandato dal marchese di Santa Cruz, Don Alvaro de Bazan, che veniva da una famiglia di ammiragli spagnoli e il cui figlio sarebbe stato ammiraglio a sua volta, cioè il meglio di quanto poteva esprimere il know-how marittimo iberico sotto il profilo militare. Marchese di Santa Cruz, che poi avrebbe dovuto comandare l'Invisibile Armada, ma è morto l'anno prima. Esatto, ma c'era anche, se non ricordo male, poi magari mi sono distratto e li hai menzionati, io non ho sentito, anche Cavalieri di Malta fondamentalmente. Sì, Cavalieri di Malta, che facevano parte della squadra centrale, se mi hai ragione me li sono dimenticati, con non mi ricordo se era il maestro, il gran maestro, commendatore Pier Giustiniani. Pier Giustiniani. E invece la flotta pontificia... Cioè comandante della flotta, ma non il gran maestro. Ora, sì. Ok. No, ma anche la flotta pontificia poi era armata, se non ricordo male, anche dal Granducato di Toscana. Allora, ti spiego, la questione della porta fortificia è così fatta. La flotta pontificia, formata da galee di proprietà del Papa, era andata completamente distrutta nella battaglia di Gerba del 1560, e tra 1560 e 1571 il Papa non l'aveva più ricostituita. Quando si forma l'alleanza nel 1570, il Papa ottiene 12 galee in noleggio da Venezia e arma quelle 12 galee al comando di Marcantonio Colonna. Poi, per effetto di una tempesta, Marcantonio Colonna ne perde 9 su 12. Nel momento in cui la flotta, perché la flotta nel 1570 punta su Cipro, arriva fino a Rodi fuori tempo massimo, perché le operazioni navali nel Mediterraneo 500, ma anche nei secoli successivi, duravano circa 6 mesi, da aprile a ottobre, per questioni meteorologiche, poi bisognava sospenderle e portare le flotte in sciverno, cioè a svernare nei porti, quindi arrivano all'altezza di Rodi e devono tornare indietro perché la stagione era troppo inoltrata verso l'autunno. L'anno successivo, quando prende corpo la campagna del 1571, il Papa non chiede più le galee da armare a Venezia, le chiede al Granduca di Toscana. Il Granduca di Toscana le dà 12 galee dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Quindi erano al contempo galee toscane, ma erano le galee della flotta pontificia. Perché? Perché le stava pagando il Papa attraverso il noleggio. Avevano imbarcate come fanteria la fanteria pontificia ed erano comandate dal capitano generale del Papa, che era Marcantonio Colonna. Ok, allora c'è una domanda di Marco Bognardi e poi direi che te ne faccio una io. Ti stimolo un approfondimento. Le varie squadre erano omogenee o eterogenee come provenienza? Allora, le varie squadre erano eterogenee, cioè quelle che stiamo vedendo nell'immagine
quelle schierate in battaglia, perché? Perché nella battaglia della Prevesa lo schieramento era avvenuto per squadre omogenee, cioè tutti i genovesi in un punto, tutti gli spagnoli in un punto, tutti i veneziani in un punto. Il risultato era stato un caos sotto il profilo del coordinamento tattico. Ognuno faceva un po' quello che voleva. Per ovviare a questa, tenete presente che noi abbiamo una fonte molto importante che è la corrispondenza fra faccio una premessa, fra Don Giovanni d'Austria e Don Garcia de Toledo. Don Giovanni d'Austria era il capitano generale del mare di Spagna nel 1571 e comandante generale della flotta. E aggiungo fratellastro di Filippo II. Secondo, esatto. Don Garcia de Toledo era il capitano generale precedente, ossia quello che era succeduto ad Andrea Doria, anche se poi ci sono delle fasi in cui succedono altri soggetti, cioè non c'è stata una continuità perfetta. Quello che aveva soccorso Malta nel 1565, che ha guidato il Gran Soccorso a Malta, ossia l'azione navale che ha portato alla fine dell'assedio, era un comandante navale estremamente sperso, mentre Don Giovanni d'Austria, esperienza navale zero, tipo Medina Sidonia dell'Invincibile Armada, uguale, ma Don Giovanni d'Austria aveva avuto l'acume di tanto circondarsi di consiglieri e poi di intrattenere una fitta corrispondenza di Don Garcia de Toledo e chiedergli consiglio. Come la guido una flotta di queste dimensioni che dai tempi della Prevesa nessuno ha mai avuto al comando, anzi era ancora più grossa di quella dei tempi della Prevesa. Quelli dei tempi della Prevesa, la flotta della Prevesa, al comando di Andrea Doria, non di Gian Andrea Doria, aveva contato 140-150 tra navi e galee. Come la comando? Intanto il consiglio di Don Garcia de Toledo era stato quello di dividerla in 4 squadre, ossia di non avere un unico comando, perché si sarebbe ripetuta il problema di coordinamento tattico che aveva caratterizzato la flotta della Lega alla Prevesa, mentre alla Prevesa già gli ottomani avevano adottato una soluzione organizzativa a livello di comando e controllo basata su squadre con comandi indipendenti. Corno destro, corno sinistro, battaglia e soccorso, cioè quella che vediamo nella rappresentazione. L'altro consiglio che le aveva dato Don Garcia de Toledo era quello di non organizzare le squadre sotto il profilo omogeneo a livello, tra virgolette, statale, tra virgolette nazionale, a livello statale. Non un corno destro tutto genovese o tutto napoletano o tutto siciliano, non un corno sinistro tutto veneziano, ma di mischiare le galee delle diverse realtà statuali fra di loro in modo che non formassero blocchi omogenei a livello tattico durante il combattimento, ossia che non iniziassero a fare ognuno quello che voleva, ma che fossero sottoposti al comandante di squadra. Per questo vi faccio un esempio, la squadra spagnola di Genova, che faceva parte della flotta spagnola, era formata da 24 galee. Di queste 24 galee erano tutte di proprietà di armatori genovesi che servivano la Spagna, 11 erano di proprietà di Gian Andrea Doria. Di queste 11, solo 3 si trovavano nel corno destro di Gian Andrea Doria, mentre le altre 8 erano collocate nel centro, sotto comando di Don Giovanni d'Austria, e nel corno sinistro sotto il comando di Barbarigo. E così Gian Andrea Doria sotto di sé sotto il suo comando aveva galee veneziane, il Barbarigo sotto il suo comando aveva galee pontificie, aveva galee napoletane, aveva galee siciliane, ossia le 4 squadre della flotta erano formate da galee di tutte le realtà statuali mischiate. Come facevano a riconoscersi? Perché se uno operava con una squadra omogenea di galee spagnole era facile riconoscere, perché erano tutte caratterizzate dalla presenza del vessillo del re di Spagna, quelle di veneziane dal vessillo di Venezia. Qua invece sembrava di essere al Carnevale di Rio, ognuno aveva il proprio vessillo e c'era una molteplicità cromatica che neanche la maglia della Sampdoria può esprimere. Noi genuani la chiamiamo multicolor, perché io lo considero un abominio cromatico la maglia della Sampdoria, scherzosamente. Come facevano a riconoscersi fra di loro? Ciascuna squadra era caratterizzata
dalla presenza di un vessillo di uno specifico colore, diverso per ogni squadra. Il corno destro aveva il vessillo verde, il centro aveva il vessillo azzurro, se mi ricordo bene, il corno sinistro aveva il vessillo giallo e la riserva aveva il vessillo bianco. Ora potrei aver confuso quello i vessilli del centro e del corno sinistro. Non solo, ciascuna galea, questi vessilli erano inalberati in posizioni diverse, ossia le galee che dovevano inalberare il vessillo verde lo inalberavano in una precisa posizione dell'antenna. Le galee che inalberavano il vessillo bianco lo inalberavano sull'asta collocata sopra il timone di poppa. Perché? Perché se per effetto della rifrazione della luce sul mare i colori non fossero stati riconoscibili, la posizione del vessillo identificava la singola galea. Tutto questo meccanismo perché? Per garantire la maggiore possibilità di coordinamento tattico e di manovra autonoma alle squadre della flotta. Don Garcia di Toledo sottolinea un elemento significativo nella sua corrispondenza con Don Giovanni d'Austria. Dice: le squadre della flotta devono avere autonomia di manovra, cioè devono poter manovrare indipendentemente seguendo il proprio comandante per evitare la rigidità tattica che ha caratterizzato la battaglia della Prevesa. Devono essere agili e manovriere come sono state quelle ottomane alla Prevesa. Il riferimento era sempre alla Prevesa. Perché? Perché due flotte di grandi dimensioni si erano affrontate solo nella battaglia della Prevesa. Allora, io prima ti faccio una piccola domanda che comunque c'entra parecchio con il discorso che stiamo facendo, e poi magari passerei a vedere una semplice, lo dico già da adesso, ricostruzione della battaglia, che poi magari analizziamo successivamente. Allora, la mia domanda riguarda intanto il fatto che a un certo punto la Lega Santa riceve, durante il tragitto, se non ricordo male, la notizia di ciò che era successo poi a Famagosta e tutta la vicenda di agosto, scusate il pasticcio di parole, riferito a Marcantonio Bragadin e al suo martirio. Ecco, magari due parole su questo, perché poi quando si arriverà allo scontro diretto, l'urlo di vendichiamo Famagosta, insomma, risuonerà nella flotta della Lega Santa. Prego Emiliano, una volta che hai finito di spiegare. Comincio a sentire il caldo quando parlo, perché poi quando parlo davanti a uno schermo praticamente urlo, quindi mi sentiranno anche i piani di sotto, l'amministrazione, no? Nessuno è venuto ancora a bussare per chiedermi cosa sto combinando. Famagosta era l'ultima piazzaforte. Erano due le piazzaforti veneziane, le due città fortezze veneziane a Cipro. Nicosia, che era caduta subito nel corso del 1570, e Famagosta, che era anche una città portuale che resisteva ancora nel 1571. La resistenza a oltranza di Famagosta ha provocato, nel momento in cui Famagosta è caduta, una reazione brutale da parte del comandante ottomano, che ha giustiziato Bragadin in modo orrendo, non mi ricordo se scuoiandolo vivo. Prima gli hanno tagliato orecchie e naso, poi lo hanno messo in una piccola, diciamo, gabbia, oltretutto con pochissimi viveri, e ormai poi una volta fatto uscire l'hanno fatto tipo, se non ricordo male, passeggiare, chiamiamolo così, con un bel cesto di sabbia e sassi, fino praticamente quasi al collasso. A un certo punto, ormai ustionato, lo ha messo alla colonna e l'hanno iniziato a scuoiare dalla testa ai piedi, però diciamo che già a metà era ormai ispirato. E la pelle poi venne scusate, la pelle poi venne ricucita, diciamo, insieme con l'inserimento prima di paglia e diciamo fatto sfilare di nuovo questa orrendo, diciamo, reliquia cioè sopra un bue, se non ricordo male, per la città. Poi successivamente, quando, diciamo, se non ricordo male, un mercante veronese, poi aiutami anche Marco, perché tu questa cosa la sai e ne hai parlato anche a Domus Orobica, un mercante veronese riuscì a trafugare, diciamo, questa pelle e a riportarla, diciamo, in patria.
Tra l'altro la perdita di Famagosta, oltre al, diciamo, l'impatto emotivo, psicologico, era un problema operazionale di notevole portata. Perché? Perché nel momento in cui una flotta si muoveva contro un obiettivo terrestre, a partire da dei porti che erano molto lontani da quell'obiettivo, nel caso della flotta della Lega, cioè partita da Messina, aveva i propri porti nel Mediterraneo occidentale e doveva riconquistare Cipro, aveva bisogno di un porto, di un centro d'operazioni in loco, e contavano di utilizzare Famagosta. Gli ottomani avevano i porti tutti intorno a Cipro, quindi erano facilitati a livello operativo sotto il profilo logistico, sotto il profilo operazionale. Perdere Famagosta voleva dire non avere la possibilità di avere una base per operare nelle acque di Cipro e quindi essere in notevole difficoltà logistica. Per avere un'idea, lo stesso problema che hanno avuto gli spagnoli nello stretto di Calais nel 1588, perché sono arrivati lì dopo aver subito ripetuti attacchi inefficaci da parte della flotta inglese, e nel momento in cui dovevano prendere il controllo del passo di Calais non avevano un porto da utilizzare come base d'operazione, perché gli olandesi bloccavano i porti fiamminghi. Sembra un elemento di importanza secondaria, ma sotto il profilo dell'operatività di una flotta era un elemento cruciale. Cioè la flotta ha bisogno di operare facendo perno su una grande base navale. Quando non ha a disposizione una grande base navale, soprattutto se l'obiettivo è a grande distanza dalle sue basi di partenza, ecco che l'operazione diventa una missione impossibile. E riprendere Cipro in quelle condizioni, soprattutto poi determinate anche dal fatto che la flotta si è riunita molto tardi e quindi ha combattuto la battaglia di Lepanto, e Lepanto è molto distante da Cipro, a inizio ottobre, ossia quando già doveva iniziare a tornare indietro. Questi elementi fanno sì che l'obiettivo riconquistare Cipro fosse un obiettivo impossibile da raggiungere, tant'è vero che hanno vinto la battaglia di Lepanto e sono tornati indietro, ossia la flotta ha ripiegato, e le lettere che gli ammiragli hanno scritto per raccontare ai propri vertici politici, per diffondere in Italia e in Spagna la notizia della vittoria, sono state scritte da Corfù o dai porti che separano Lepanto da Corfù durante la rotta di rientro. Va bene, allora a questo punto, prima di passare alle prossime mappe e con la presentazione, vi proietto a questo punto una ricostruzione ovviamente abbastanza semplicistica forse, ma giusto per farvi capire i movimenti delle truppe con i nostri potenti mezzi, per l'appunto della battaglia di Lepanto. Ovviamente puoi commentare tranquillamente una volta che partiranno questi 2 minuti di video, caro Emiliano, di modo che così, insomma, vediamo progressivamente anche l'avvicinarsi dei 2 schieramenti. Allora, direi di far partire. Prego Emiliano, se vuoi puoi iniziare a commentare, vediamo che le 2 flotte iniziano a avvicinarsi. In questa rappresentazione si vedono esemplificate dalle frecce rosse, dalle frecce blu, lo schieramento della prima linea di battaglia, ossia quella formata dai 2 terzini e dallo stopper, per avere un'idea, sia sotto costa, quindi dalla parte blu Barbarigo, e dalla parte rossa Mehmet Sorak, che era il pascià di Alessandria. Poi i 2 centri guidati dalla galea capitana di Spagna, la Real, con a bordo Don Giovanni d'Austria, e dall'altra la Sultana, così la chiamano le fonti occidentali, con a bordo Ali Pascià, comandante della flotta ottomana, e a sud Gian Andrea Doria contro Lucia Lee. Questa rappresentazione è azzeccata per quanto riguarda ciò che è avvenuto al centro e sotto costa, ma è invece fuorviante per quello che è avvenuto invece verso il mare aperto, che poi non era del tutto mare aperto, perché a sud di questa posizione è collocata la sponda meridionale del Golfo di Patrasso. Perché dico questo? Perché per quanto riguarda lo scontro fra i 2 centri e fra l'ala sinistra
cristiana e l'ala destra ottomana, la battaglia ha preso corpo come attraverso un grande ingaggio frontale. Un grande ingaggio frontale, se non per quanto riguarda la porzione sottocosta, perché lì Mehmet Sorak ha cercato, sfruttando uno spazio molto stretto, di prendere sul fianco la squadra di Antonio Barbarigo, se mi ricordo bene, comunque del Barbarigo, senza riuscirsi perché il Barbarigo, contromanovrando, l'ha preso a sua volta sul fianco e l'ha annientato spingendolo contro la costa. Ma se al centro e sotto costa la battaglia ha preso corpo attraverso, gira la slide per favore, sì, attraverso questo grande scontro frontale, così non è avvenuto a sud. Grande scontro frontale in cui, apro una parentesi che è una parentesi molto importante, in cui hanno avuto un ruolo di primo piano le galeazze. Cos'erano le galeazze? Erano dei bastimenti ibridi fra galea e nave. Qual era, per spiegarlo molto rapidamente, quali erano i pregi e i difetti delle galee e delle navi? Le navi, cioè i velieri, i galeoni, avevano una potenza di fuoco superiore alle galee perché imbarcavano più pezzi d'artiglieria, ma avevano minore manovrabilità, minore capacità propulsiva delle galee, soprattutto nel Mediterraneo, sia un mare caratterizzato in estate da venti incostanti o assenti. Perché non godevano della doppia propulsione vela-remo, avevano solo la propulsione velica. Quindi erano grandi piattaforme d'artiglieria, ma questa artiglieria in un contesto di battaglia navale la potevano utilizzare molto peggio delle galee perché avevano meno capacità di manovra sia individuale che in formazione. Le galee avevano una notevole capacità di manovra determinata dalla doppia propulsione vela-remo, però minore potenza di fuoco. Le galeazze dove si collano fra questi due poli? In mezzo. Sono una soluzione ibrida. Avevano maggiore potenza di fuoco rispetto alle galee, non tanto quanto un grande galeone, ma molto vicino a quella di un grande galeone, e avevano la propulsione remica come le galee. Non avevano la stessa capacità di manovra, la stessa agilità, la stessa velocità delle galee, però erano molto più veloci, manovriere e agili di un galeone in condizioni di battaglia, in condizioni di vento assente o contrario. Ossia rappresentavano una soluzione ibrida che prendeva il meglio di entrambe le tipologie di bastimenti senza raggiungere le eccellenze di entrambe le tipologie di bastimenti nei due settori, quello della potenza di fuoco e quello della capacità di manovra, dell'agilità di manovra. Da dove derivavano le galeazze? Derivavano dalle grandi galee di mercato, delle grandi galee grosse da mercato che i veneziani utilizzavano per i loro convogli verso il Levante e verso Ponente in Atlantico fino in Inghilterra. Erano quindi bastimenti più grandi rispetto alle galee. Le galee del 500 avevano al massimo 2 alberi, maestra e trinchetto. Le galeazze avevano, le galee da mercato e poi le galeazze avevano 3 alberi, e quindi da questa tipologia di bastimento mercantile i veneziani avevano ricavato già l'anno precedente, perché le galeazze erano già presenti nella flotta che si era riunita nel 1570, anzi erano se mi ricordo bene 11 nel 1570, mentre nel 1571 erano solo 6. Hanno ricavato questi bastimenti potentemente armati e dotati di una maggiore manovrabilità rispetto ai galeoni e li hanno utilizzati per scompaginare la compattezza della formazione della flotta ottomana prima del contatto prua contro prua fra galee, quindi dell'ingaggio a corta distanza. Perché? Perché la tattica di combattimento dell'epoca si esplicava nell'avvicinamento, nell'utilizzo della potenza di fuoco per mettere fuori combattimento il maggior numero di uomini a bordo dell'unità da battaglia nemica e poi nell'abbordaggio e nell'arrembaggio, ossia nella conquista dell'unità da battaglia nemica attraverso lo scontro di fanteria. Tenete presente che l'eventualità che un bastimento affondasse era estremamente raro. La flotta ottomana è stata annientata a Lepanto
ma è stata annientata nella misura in cui è stata quasi del tutto catturata dalle squadre della flotta della Lega. Le galee affondate sono state estremamente poche, 40 si sono salvate, se mi ricordo bene, Antonio da Canal nella sua relazione dice che 170 sono state catturate, quindi solo una decina sono state affondate. Torno un attimo indietro, per favore, come slide. Quindi, a nord e al centro la battaglia prende corpo come un grande scontro frontale. Un grande scontro frontale in cui le galeazze con la loro potenza di fuoco hanno un ruolo determinante, in cui un ruolo determinante la manovra di Barbarigo che riesce a non farsi aggirare e nel quale hanno un ruolo determinante la superiorità in termini di potenza di fuoco della flotta della Lega rispetto a quella ottomana, ossia quella condizione di superiorità 1800 cannoni contro 800 che ho citato all'inizio della live. A sud i due corni, i due corni collocati verso il mare aperto, quello di Gianandrea Doria e quello di Uluccialì, non arrivano mai all'ingaggio frontale. Non arrivano mai all'ingaggio frontale perché, come aveva fatto Mehmet Sorak a nord, così Uluccialì a sud cerca di avvolgere, ossia di sfilare sul fianco della squadra di Gianandrea Doria per ingaggiare la squadra di Gianandrea Doria e il resto della flotta per fianco e per poppa. Uso questo termine perché lo utilizza Pantero Pantera nel suo trattato di guerra navale, compilato alla fine del 500 e all'inizio del 600, l'armata navale. Qual era il vantaggio di ingaggiare per fianco e per poppa? Poi ti chiedo un favore, puoi scorrere fino all'ultima slide? Penultima, scusa, mi sono sbagliato. La collocazione dell'artiglieria a bordo delle galee era una collocazione caratteristica, ossia i pezzi pesanti e la maggior parte dell'artiglieria e soprattutto i pezzi pesanti erano collocati a prua. La galea sviluppava la massima potenza di fuoco a prua. Noi abbiamo parlato di una condizione di superiorità in termini di potenza di fuoco della flotta della Lega, ma si esplicava se le galee della Lega potevano ingaggiare quelle nemiche sfruttando l'artiglieria collocata a prua. Torna indietro alla slide che stavamo guardando. L'ingaggio per fianco per poppa, che effetto generava? Generava un effetto. Chi ingaggiava per fianco e per poppa, soprattutto per poppa in una condizione di schieramento lineare, ossia ingaggiava le galee nemiche da poppa, poteva sfruttare appieno la propria potenza di fuoco, la propria artiglieria collocata a prua e rendeva inefficace l'artiglieria collocata a prua delle galee nemiche perché queste non aveva un obiettivo su cui sparare. Una manovra volgente di questo tipo poteva prendere corpo in maniera efficace anche perché una squadra di 50-60 galee non aveva la possibilità di manovrare cambiando posizione tra prua e poppa in modo molto semplice. Tenete presente che per passare dallo schieramento, dall'ordine di navigazione all'ordine di battaglia ci avevano messo 3 ore. Perché Uluccialì punta quindi sulla manovra volgente? Perché in questo modo avrebbe potuto sfruttare la sua artiglieria e non subire il vantaggio della potenza di fuoco dell'artiglieria nemica e soprattutto perché, ed è un elemento significativo, la superiorità numerica della flotta ottomana rispetto a quella della Lega era tutta concentrata nella sua squadra. Le squadre navali, le squadre che noi vediamo impiegate in queste immagini nell'ingaggio frontale erano in sostanziale parità numerica, con un piccolo scostamento a favore di quelle ottomane. Hanno ingaggiato battaglia frontalmente, quindi con le galeazze schierate in posizione avanzata rispetto alla linea di battaglia della flotta della Lega e quindi nella condizione in cui le galee della Lega le forze della Lega hanno potuto sfruttare al meglio la propria superiorità in termini di potenza di fuoco.
La squadra di Lucialì, che contava circa 96 fra galee e galeotte, ha cercato di prendere sul fianco e ingaggiare per fianco e per poppa la squadra di Gianandrea Doria, che contava circa tra 53-54 galee. Ora le fonti anche qua oscillano. La squadra di Lucialì aveva in testa le galeotte, perché? Perché le galeotte erano più agili, più veloci e più manovriere rispetto alle galee, quindi erano la tipologia di bastimento ideale per iniziare la manovra volgente, per guidare la manovra volgente. Gianandrea Doria cosa ha fatto? Ce lo dicono le fonti coeve, fonti veneziane e fonti pontificie, non parlo di fonti genovesi perché potrebbero essere tacciate di partigianeria. Gianandrea Doria ha fatto quello che la trattatistica militare fin dall'epoca antica dice di fare quando qualcuno cerca di avvolgerti, di fare una manovra avvolgente sul tuo fianco. Ti sposti e ti metti in posizione frontale per evitare di farti avvolgere, non so, o Nasandro per avere un'idea. Sì, questo fu tra parentesi interpretato in realtà come un po' una vigliaccheria da parte del Doria, e l'inizio infatti della sua leggenda nera, ma in realtà era, come si suol dire, un po' tutto calcolato. È stato interpretato così perché è stato descritto come una vigliaccata, cioè come un non voler ingaggiare il nemico, da Marcantonio Colonna. Perché Marcantonio Colonna l'ha descritto così dopo la battaglia? Perché Marcantonio Colonna, nonostante fosse il comandante della flotta pontificia, era un soggetto pienamente inserito e particolarmente ambizioso nel sistema imperiale spagnolo. E nel 1571 ambiva a diventare o governatore di Milano o vicerea di Sicilia. Poi vicerea di Sicilia qualche anno dopo lo è diventato effettivamente, ha anche governato la Sicilia molto bene, tra l'altro opponendosi efficacemente all'azione dell'Inquisizione spagnola a livello giurisdizionale in Sicilia. E qual era il problema di Marcantonio Colonna nei confronti di Gianandrea Doria? Che vedeva in Gianandrea Doria un possibile antagonista nella nomina a governatore di Milano o a vicerea di Sicilia, perché tradizionalmente i Doria erano molto forti politicamente, soprattutto in Sicilia. Per avere un'idea, il terzo figlio di Gianandrea Doria diventerà arcivescovo di Sicilia e viceré di Sicilia interim nei momenti in cui mancherà sarà viceré di Sicilia interim per 3 volte durante la sua carriera di arcivescovile a Palermo. Non è un caso che Gianandrea Doria sia sepolto a Palermo e non nella cattedrale di Palermo e non a Genova. In realtà Gianandrea Doria non ambiva a quelle cariche, lui ambiva al bastone di capitano generale del mare, quello che era di Don Giovanni d'Austria e che era stato di Andrea Doria, ossia del suo cugino e predecessore, il soggetto di cui lui era erede, e sarebbe diventato poi capitano generale del mare nel 1581-1582. Ora la data precisa non me la ricordo. Ed è stato sostanzialmente Marcantonio Colonna che descrive in questi termini la manovra del Doria. Perché poi, mentre invece tutte le altre fonti non lo fanno. Noi abbiamo la relazione della battaglia di Antonio da Canal, che era il provveditore d'armata veneziano, cioè gli ufficiali più alti in grado della flotta veneziana erano il capitano generale d'Amar Sebastiano Venier e i 3 provveditori d'armata, cioè i 3 ammiragli di squadra, il Barbarigo, il da Canal e il Querini. Voi mi direte cosa dicono gli altri rispetto di da Canal? Lo sappiamo cosa dice. Cosa dicono gli altri sulla battaglia? Non lo sappiamo perché le relazioni della battaglia di Querini, Barbarigo è morto in battaglia, quindi la relazione non l'ha compilata, ma di Querini e di Sebastiano Venier non ci sono arrivate perché nell'archivio di Stato di Venezia c'è un buco, ossia tutta la documentazione del 1571 manca e la corrispondenza, probabilmente mi ha detto Guido Candiani, distrutta in un incendio nel corso dell'Ottocento, del Novecento, non mi ricordo a che secolo, e la documentazione, cioè la corrispondenza sistematica degli ammiragli ricomincia dal 1572, cioè dall'anno della campagna navale successiva a quella di Lepanto.
E mi direte, perché abbiamo invece la relazione di Antonio da Canal? Perché non si trova a Venezia, si trova nell'Archivio di Stato di Torino, perché Antonio da Canal l'ha compilata per il Duca di Savoia, ossia è una lettera ricevuta dal Duca di Savoia e conservata nell'Archivio di Stato di Torino. E Antonio da Canal dice che Gian Andrea Doria ha combattuto valorosissimamente. Il Contarini, che è di nuovo un autore veneziano, ha scritto un'istoria della guerra contro il turco nel 1572, cioè una storia della guerra di Cipro per quanto riguarda il 70 e il 71. Tra parentesi, questa la potete trovare anche su Google, Google Libri, quindi esatto, lo potete liberamente consultare. Esatto, e tra l'altro è la principale fonte sulla descrizione degli eventi tattici della battaglia, cioè tutto quello che trovate nel libro di Barbero sulla descrizione della cinematica della battaglia, tutto quello che trovate nel libro di Niccolò Caponi sulla descrizione della cinematica della battaglia è sostanzialmente quanto descritto da Contarini, perché il suo lavoro contiene la descrizione più completa della battaglia sotto ogni aspetto di carattere tattico. E anche il Contarini dice, Gian Andrea Doria, tra l'altro dice, con buon disegno ha effettuato la manovra per evitare di essere aggirato. Anche una fonte pontificia non correlata però all'entourage del Colonna, ossia Benedetto Sereno, che era un capitano d'arme presente a Lepanto, cioè imbarcato su una delle galee dell'Ordine di Santo Stefano, ma dice che Gian Andrea Doria ha effettuato la manovra, quella manovra verso sud per lo stesso motivo. E noi cosa possiamo dire? Qual è stato poi la problematica di ordine tattico che è derivata da questa manovra? Tenete presente sempre il rapporto di forza 2-1, cioè 94 unità per Uluccialì, 53-54 per Gian Andrea Doria. Nel momento in cui Gian Andrea Doria si è allargato verso sud, si è creato un varco fra la posizione in cui i due centri, le due battaglie delle due flotte erano venute a contatto, e la posizione tenuta in navigazione verso sud dai corni di Gian Andrea Doria e di Uluccialì. Uluccialì, sfruttando la superiorità numerica, cosa ha fatto? Gira la slide per favore. Ha lasciato metà della sua squadra a fronteggiare il Doria per fissarne la posizione, ossia per coprirsi il fianco, e ha condotto l'altra metà della sua squadra nel varco, aggredendo le galee della battaglia, cioè del centro della Lega, che si trovavano più a sud, e le galee del corno del Doria, che erano rimaste indietro nella navigazione verso sud, ossia che si trovavano più a nord. E le aggredite in una condizione di notevole superiorità numerica, quindi in una condizione tattica di vantaggio. Nell'interpretazione ottocentesca della battaglia, quella portata da Alberto Guglielmotti nel Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, lo sottolineo perché poi è il testo ottocentesco da cui derivano tutti i testi successivi fino al lavoro di Capponi, che se n'è discostato, perché per gli storici della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento fino al lavoro di Capponi del 2008 era più facile fare riferimento al lavoro di Guglielmotti che andare a lavorare sulle fonti dirette, sulle fonti primarie, ossia sulle fonti coeve. E Guglielmotti cosa dice? La codardia del Doria, perché lui riprende in tutto e per tutto il suo libro celebrativo di Marcantonio Colonna, quindi riprende in tutto e per tutto il giudizio colonniano. Lui dice non solo il Doria è stato codardo, ma ha messo a repentaglio l'esito della battaglia perché Uluccialì ha sfruttato il varco per dare corpo ad un'azione che avrebbe potuto ribaltare l'esito, avrebbe potuto portare alla vittoria ottomana, se non fosse stato per il coraggio degli altri comandanti della Lega che hanno reagito e hanno tappato la falla, il buco, e annientato la squadra di Uluccialì, tanto vero che poi Uluccialì è scappato è fuggito con i residui della sua squadra, perdendo circa il 50% delle unità della sua squadra. Ora, noi cosa sappiamo sull'efficacia dell'azione di Uluccialì? Tenete presente un elemento, lo ripeto, nella squadra di Uluccialì era concentrata
quasi il 100% della superiorità numerica della flotta ottomana. Quando è avvenuta la manovra di Uccialì? Ce lo dice perché noi finora abbiamo osservato delle cartine anche molto efficaci. Tenete presente che rispetto a una delle fonti in queste immagini è rappresentata ogni singola galea. Ci sono tipo 206 galee 206 puntini per la flotta della Lega, 220 galee e 50 fra galeotte e fuste, che sono anche rappresentate più piccole per quanto riguarda la flotta ottomana. Ma in una battaglia non bisogna considerare solo la dimensione spaziale, bisogna anche considerare la dimensione temporale. Anzi, ce lo dice Napoleone, lo ribadisce in tutti i suoi lavori Gastone Breccia, che è uno studioso che stimo notevolmente. La dimensione spazio e la dimensione tempo interagiscono, ma il tempo è più importante dello spazio, perché lo spazio si può recuperare, il tempo no. E abbiamo una fonte che ci parla della dimensione temporale. È la relazione della battaglia di Onorato Caetani, anche questo la potete trovare su Google e scaricarla insieme alla descrizione della battaglia di Girolamo Diedo. Solitamente sono in un'unica pubblicazione, anche se forse quelle di Onorato Caetani si trovano anche in una pubblicazione sempre scaricabile gratuitamente su Google Books separatamente. Onorato Caetani, se no potete trovarlo anche su archive.org. Onorato Caetani ci dice che nel momento in cui Uccialì ha effettuato la sua manovra, la battaglia, lui parla col noi, perché lui era imbarcato su una galea, era il generale delle fanterie pontificie, comandante delle fanterie pontificie, quindi parla del noi intendendo la battaglia al centro, cioè la squadra comandata da Don Giovanni d'Austria. Cosa dice? Dice: noi avevamo già guadagnato la battaglia, ossia, a parte la squadra di Uccialì, che era ancora sostanzialmente intatta, il resto della flotta ottomana era già stato annientato. Ma il combattimento non era neanche più in corso, perché cosa ci dice Onorato Caetani? Che per intervenire contro l'Uccialì, le galee al comando di Don Giovanni d'Austria hanno abbandonato le galee ottomane catturate che avevano a rimorchio, cioè hanno tagliato le cime e hanno abbandonato i trofei che avevano a rimorchio. Nel momento in cui le galee nemiche venivano prese a rimorchio, voleva dire che la battaglia era terminata completamente, ossia non c'era più un combattimento in essere al centro e a nord. Se guardiamo quindi la dimensione temporale, grazie a questa tipologia di fonte, cosa capiamo? Capiamo che Uccialì è entrato in battaglia troppo tardi. Ossia, con 90 galee non poteva vincere uno scontro che lo metteva di fronte a circa 200 galee nemiche, 190, 195, perché circa 10 galee della Lega erano fuori combattimento. Il resto della flotta ottomana era già stato completamente annientato. È una situazione paradossale, perché? Perché nella sezione comune di Lepanto, invece, la manovra di Uccialì viene descritta come estremamente abile. Ma perché? Perché viene magnificata per sminuire le capacità di comando e l'abilità tattica del Doria. In realtà noi cosa possiamo dire? Possiamo ribaltare la prospettiva interpretativa, ossia Uccialì ha sprecato l'unica condizione di vantaggio tattico che aveva la flotta ottomana sulla flotta della Lega, ossia la superiorità numerica. Perché? Perché la superiorità numerica era concentrata nella sua squadra, la sua squadra è entrata in battaglia troppo tardi, quando il resto della flotta ottomana era già stato annientato in un ingaggio frontale, ossia in una condizione di svantaggio determinata dalla superiorità in potenza di fuoco della flotta della Lega, e questa parte della battaglia la flotta ottomana l'aveva combattuta in sostanziale parità numerica, perché tutta la superiorità numerica era concentrata nella squadra di Uccialì. Se guardiamo la battaglia non solo attraverso la prospettiva spaziale, ma attraverso la prospettiva temporale, ci rendiamo conto che Uccialì è probabilmente il principale responsabile della sconfitta della flotta ottomana, perché è intervenuto troppo tardi, perché ha sprecato la superiorità numerica, perché in sua assenza la flotta ottomana è stata annientata in una condizione di superiorità numerica
è in condizione di inferiorità quanto a potenza di fuoco. Perché è intervenuto tardi? In parte, almeno in parte forse per sue mancanze, perché essendo in una condizione di superiorità numerica di 2-1 poteva essere più aggressivo nell'approccio contro la squadra di Gianandrea Doria, anche se Gianandrea Doria ha contromanovrato per evitare di essere preso per fianco e per poppa, ma anche in parte grazie all'abilità di Gianandrea Doria, che ha effettuato una manovra estremamente semplice, che era quella che bisognava fare quando qualcuno cercava di prenderti sul fianco, ma non solo in ambito navale, anche in ambito terrestre. L'allargamento della linea di battaglia è la condizione, se possibile, che adotta, la soluzione che adotta chi subisce un tentativo di manovra avvolgente da parte del nemico. La stessa cosa che ha fatto più in piccolo, perché aveva meno spazio, il Barbarigo a nord. Il Barbarigo a nord, e la sua manovra è stata efficace ed è stata altrettanto importante che quella del Doria, ossia l'aver impedito la manovra avvolgente a nord e a sud da parte della flotta ottomana ha permesso alla flotta della Lega di combattere una battaglia frontale, di sfruttare appieno la propria potenza di fuoco, di sfruttare appieno l'efficacia delle galeazze, e queste condizioni che hanno garantito la vittoria sarebbero venute in parte meno o quasi del tutto meno se la doppia manovra avvolgente a nord a sud avesse avuto successo, perché la posizione delle galeazze sarebbe stata girata e l'ingaggio per fianco e per poppa avrebbe garantito un vantaggio tattico alle galee della flotta ottomana, mentre i galeti della flotta ottomana hanno combattuto in una condizione di svantaggio tattico determinata, correlata alla superiorità di potenza di fuoco della flotta della Lega e alla collocazione a prua dell'artiglieria delle galee. Spero di essermi spiegato bene, perché è un po' complessa per chi non mastica ma navale del XVI secolo. Ho cercato di usare termini più semplici possibili e di ripetere gli elementi cruciali anche più volte. Tra l'altro li avevo sintetizzati in alcune slide successive, ma è stato meglio spiegarli, sulle immagini. Anche perché, e lo sottolineo, nella narrazione comune, oltre un altro elemento caratteristico oltre la codardia del Doria, è anche abbiamo vinto la battaglia di Lepanto perché la flotta della Lega era superiore tecnologicamente per potenza di fuoco rispetto alla flotta ottomana, e questo è diventato il paradigma di superiorità dell'Occidente rispetto all'Oriente e l'inizio di un'immagine di declino sotto il profilo tecnologico militare, quindi di potenza politica dell'impero ottomano rispetto alle potenze dell'Europa occidentale. In realtà noi dobbiamo leggere la superiorità tecnologica in relazione alle manovre tattiche, in relazione alla tattica di battaglia, e le manovre tattiche che hanno preso corpo durante la battaglia hanno permesso alla flotta della Lega di sfruttare appieno la sua superiorità tecnologica. Gli ottomani hanno cercato di creare una condizione che permettesse a loro di combattere in vantaggio, sia mettesse le unità della Lega in condizione di non sfruttare la loro superiorità in termini di potenza di fuoco, sia la superiorità tecnologica. Dobbiamo evitare il determinismo, ossia non era sufficiente la superiorità tecnologica, non era sufficiente la superiorità in termini di armamenti, bisognava anche saperli utilizzare bene gli armamenti. Anche qui l'abbiamo detto. Ma bisogna sfruttarla bene. Non basta quello. Sì, certo, l'abbiamo infatti ripetuto più volte anche in queste live assieme proprio a Marco Boniardi. Direi questo è sicuramente il riassunto di tutto quello che ho detto. Allora, anche qua direi che l'abbiamo già mostrato. Dunque, per saperne di più, io vi ho messo in descrizione proprio questo link che connette a questo articolo proprio di Emiliano Beri, dove praticamente ci ha riportato un po' tutto quello che oggi abbiamo detto fondamentalmente. È l'ultimo articolo di una serie che ho pubblicato su questo tema, quello più organico sotto il profilo dell'utilizzo delle fonti e delle riflessioni, è pubblicato su NAM, la rivista Nuova Antologia Militare, la rivista della Società Italiana di Storia Militare, e l'ho pubblicato in questa forma completa
anche sotto il profilo dell'analisi tattica della battaglia in questa sede, perché è la sede che meglio accetta, più adatta a questa tipologia di riflessione. Avevo già pubblicato alcuni articoli sulla questione Gian Andrea Dora, sulla costruzione dell'immagine del codardo in altre sedi, su altre atti di convegno, riviste, però in altre sedi in cui la storia della tattica di battaglia navale è meno accettata sotto il profilo storiografico. Saprai che la storia militare non gode di particolare fortuna a livello accademico in Italia, quindi se tu parli di tattica di battaglia già ti guardano come se fossi un alieno. Se cerchi di pubblicare qualcosa in merito, non sempre quel qualcosa è accettato sotto il profilo scientifico, tranne che in questa sede che è una rivista scientifica, Anvur, ambisce anche per quanto riguarda la storia moderna a diventare rivista di classe A. Spero che l'Anvur accetti la richiesta di classificazione nell'ambito A e ha il merito questa rivista di pubblicare lavori di storia militare che non siano solo i lavori di storia delle istituzioni militari o di storia del mondo sociale militare, ma anche storia di storia della tattica di battaglia, storia della strategia, di logistica, di tutti gli altri argomenti che compongono la storia militare e anche la storia navale, che storia navale è semplicemente la storia militare sul mare. Assolutamente sì, vabbè, tutta la questione delle riviste di classe A ormai è una vexata question che io non voglio adesso, non credo che questa sia la sede giusta per parlarne, però insomma ci auguriamo tutti che questa rivista... Ho citato perché NAM fa un gran lavoro, la Società Italiana di Storia Militare e il suo presidente fanno un gran lavoro per quanto riguarda la possibilità per chi si occupa di storia militare di pubblicare, quindi volevo renderne il merito pubblicamente. Perfetto, allora direi che questa è l'ultima slide, perfetto. Dunque, allora, c'è tempo magari per qualche domanda perché non vogliamo chiuderti di nuovo in dipartimento. Fino alle 7:15, cioè, poi sentirete gli annunci, a partire dalle 7 sentirete gli annunci ogni 5-10 minuti. Occhio, ti stiamo per chiudere dentro, però se chiudo alle 7:15, alle 7:25 sono fuori e... Guarda, no, perché praticamente ci sono, specialmente Boniardi, si diverte a farti chiudere dentro il dipartimento. Le live che iniziano alle 17, poi c'è sempre il rischio che sa anche che una volta, ma non per una live, sono rimasto chiuso dentro nel mio precedente ufficio, cavalcare un cancello con la gente dall'altra parte che mi teneva la valigetta perché ero rimasto chiuso dentro il palazzo. Per fortuna che era un palazzo con un cortile e un cancello anche abbastanza alto e quindi sono riuscito a scavalcarlo. Ero più giovane, ora non so se... Ero più giovane e più magro, ora non so se sarà... di ripetere l'impresa. Allora, Claudio in realtà ha fatto due domande, una è attinente proprio alla battaglia, cioè se sai quali etnie dell'impero ottomano erano presenti all'interno, insomma, della loro flotta. Bene o male la maggior parte. Nucleo, allora, c'è un problema già nella definizione di etnia, perché a partire, facciamo un passo indietro, lo dico molto rapidamente, 1533, un grosso passo indietro, viene combattuta la battaglia di Corone, che quasi nessuno conosce, citata nel libro di Marco Pellegrini, Guerra Santa contro il Turco. L'unica rappresentazione pittorica che conosco è conservata all'interno, nelle sale dell'Archivio di Stato di Siena. È una battaglia navale che nessuno conosce, l'ultima vittoria di una flotta cristiana contro la flotta ottomana prima di Lepanto. La flotta è guidata da Andrea Doria, una flotta ispano-genovese, ma più genovese che ispano, una flotta piccolina, 40 galee, quella ottomana ne conta 60-70, riesce comunque a vincere in maniera clamorosa la flotta di Andrea Doria perché era qualitativamente superiore a quella ottomana guidata da Lufti Pascià. Per effetto di questa sconfitta la flotta ottomana viene affidata a partire dalla fine del 1533 a Khâreddin Barbarossa. Lufti Pascià viene sostituito da Khâreddin Barbarossa. Perché è significativo questo passaggio di comando? La carica di comando era Capudan Pascià nella flotta, cioè il signore capitano nella flotta ottomana, perché Khâreddin Barbarossa era un corsaro barbaresco e porta all'interno della flotta ottomana il know-how barbaresco che fino a quel momento era presente in forma subordinata.
E il know-how barbaresco era un know-how navale di notevole qualità. È un'etnia, corrisponde, è espressione di un'etnia il know-how barbaresco? No. Perché? Perché i barbareschi erano sì stazionati geograficamente nel Nord Africa, ma solo in minima parte erano magrebini. Era un sostanziale internazionale della corsa che nel corso dell'età moderna, perdonate il bisticcio di parole, ha coinvolto albanesi, greci, turchi, varie etnie balcaniche, italiani, francesi, spagnoli, olandesi, inglesi, tedeschi, scozzesi e chi più ce n'ha più ce ne metta. E una componente consistente a partire da Lucialì, che era un barbaresco ma era un rinnegato calabrese, una componente consistenza, anzi quella qualitativamente migliore della flotta ottomana, era formata da barbareschi, ossia da una multietnia, da una realtà multietnica di carattere corsaro. In più nella flotta ottomana c'erano greci, in più nella flotta ottomana c'erano turchi, in più nella flotta ottomana, come ho detto, in una flotta aveva un ruolo cruciale la fanteria imbarcata, i fanti imbarcati erano giannizzeri, ossia ottomani di origine cristiana. Sì. In più nella flotta ottomana c'erano egizi. C'è anche gli Spais, quindi in più nella flotta ottomana c'erano egiziani, c'erano siriani, c'erano altri anatolici, c'erano libanesi, eccetera, eccetera. Se vogliamo trovare qualcosa di analogo nel Mediterraneo orientale, dobbiamo risalire ai tempi dell'impero persiano, quando la flotta persiana aveva la stessa connotazione, non così tanto multietnica come quella ottomana, ma la stessa connotazione multietnica, che poi, badate bene, il termine ottomano va tradotto in multietnico, perché la classe dirigente ottomana non era turca etnicamente, era multietnica. La dinastia, il sultano era turco. Se prendete il recente Gli Ottomani, pubblicato da Einaudi, però non mi ricordo a memoria l'autore, ma è un libro pubblicato in italiano nel 2023 o 2022, trovate spiegato in maniera molto efficace come va declinato il concetto di ottomano. Tant'è vero che poi nell'Ottocento il nazionalismo ottomano sarà molto diverso dal nazionalismo turco, un nazionalismo omnicomprensivo e multietnico, non correlato a una realtà nazionale etnica come quella turca. Allora, se il libro è quello dell'Einaudi e di Mark David Baer. Esatto, lui. Ok, perfetto. Allora, c'era un'altra domanda di Brixio. Negli assedi di Rodi e Malta le artiglierie ottomane erano considerate superiori a quelle occidentali perché la stessa cosa non fu realizzata sulle navi? Sinceramente non sapevo che fossero considerate superiori, cioè non posso rispondere perché non sapevo che erano considerate superiori a Rodi nel 22 e a Malta nel 65. Cioè, Malta nel 65 mi sembra strano, Rodi nel 22, ossia, perché poi bisogna forse declinare la concettualizzazione, ossia erano superiori in quel specifico evento bellico, ossia l'artiglieria d'assedio presente a Rodi, a Malta, era quantitativamente e qualitativamente superiore rispetto a quella che avevano a disposizione chi difendeva Rodi e Malta nel 1522 e nel 1565, che è possibile, oppure in generale la qualità delle artiglierie ottomane in quei due momenti storici era superiore a quelle occidentali. Se la domanda si declina nella prima forma è semplicemente una questione quantitativa, ossia un esercito, la flotta sbarcava un esercito di grande dimensione e questo era dotato di un treno d'artiglieria di ottima qualità d'assedio che era qualitativamente in linea con quelli che erano gli standard dell'epoca e quantitativamente consistenti. Per quanto riguarda invece l'ambito navale, una probabile risposta sotto il profilo qualitativo è questo: essendo il nucleo centrale
della flotta ottomana costruito sul know-how barbaresco. Il know-how barbaresco era un know-how di carattere corsaro. La flotta ottomana non combatteva una grande battaglia navale dai tempi di Gerba, aveva sempre combattuto in una condizione, a parte la Prevesa, di superiorità numerica decisiva, era caratterizzata da una presenza di un know-how concepito per la corsa, correlato alla corsa, e quindi che puntava sull'agilità, sulla manovrabilità, sulla velocità piuttosto che sulla potenza di fuoco, e quindi non aveva sviluppato la necessità di una consistente potenza di fuoco sui suoi bastimenti. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, Sia ti sei spiegato. la caratteristica dei bastimenti, che erano bastimenti che quando non combattevano le grandi battaglie navali, ma grandi battaglie navali ne hanno fatte dal 1533 al 1571, ne hanno fatte 5, perché c'è anche quella di Ponza, 5 in tutto, e quindi tutto il resto del tempo, ogni anno facevano i corsari, e poi, combattendo sempre in condizioni di superiorità numerica, non avevano avuto la necessità di sviluppare in maniera marcata la potenza di fuoco. Ma è un'ipotesi, ossia io non conosco nessuna fonte ottomana che ci spieghi questa tipologia di scelta. Invece, per quanto riguarda appunto la battaglia della Preveza, se ci sono degli studi approfonditi, libri, articoli o comunque qualcosa riferito alla lunga guerra navale del Mediterraneo tra Spagna e Impero Ottomano, se ne conosci qualcuno, lo puoi consigliare. Della Prevesa esiste un solo studio scientifico di Simone Lombardo, pubblicato in Studi veneziani nel 1200, scusate, ora l'orario è tardo, 2019 se mi ricordo bene. È l'unico studio scientifico sulla battaglia. Infatti la battaglia della Prevesa è stata per anni caratterizzata da luoghi comuni, racconti mitici, anche qua di fughe, codardia, eccetera, eccetera. Simone Lombardo, grazie al fatto che ha sviluppato una tesi di laurea magistrale, si è laureato qua a Genova, sulla guerra nel Mediterraneo del Cinquecento, ha fatto ricerca attraverso l'Erasmus in Spagna, e ha prodotto, cioè, l'unico studio scientifico esistente sulla battaglia della Prevesa. Sulla guerra nel Mediterraneo del Cinquecento esistono diversi lavori. Brodel, Civiltà e Imperi nel Mediterraneo. Il secondo volume di Brodel, che è anche quello più grosso, è tutto dedicato minuziosamente agli eventi della guerra, naturalmente per quanto erano le conoscenze nel 1949. Avete presente che Brodel nella sua introduzione dice: io studio le strutture, che è il manifesto propagandistico degli Annales, io studio le strutture per capire meglio gli eventi della guerra. Cioè, per capire, io ho studiato una guerra e devo studiare le strutture per capire meglio gli eventi, quindi vi parlo nel primo volume delle strutture e nel secondo degli eventi, così capite meglio gli eventi dopo aver studiato dopo aver avuto una spiegazione organica in centinaia di pagine delle strutture sociali, economiche, politiche e dell'ambiente geografico, che è il punto di partenza. Poi c'è il libro di Marco Pellegrini sulla guerra santa contro i turchi, che però riguarda solo la parte della guerra combattuta da Carlo V, quindi fino al 1556. Poi c'è il libro di Capponi su Lepanto, che prima di parlare della battaglia parla in modo organico del contesto precedente alla battaglia, a partire dall'inizio della guerra fra Spagna e Impero Ottomano. Poi, molto importante e innovativo sotto il profilo metodologico, c'è il libro di Pacini, D'Este Rosa Sagaeta, purtroppo non più disponibile perché è esaurito in forma cartacea, ma su Tor Rossa si può acquistare in PDF, che parla ad ampio raggio di quella che è stata la politica, la strategia marittima della Spagna e dei suoi alleati nel Cinquecento. Cioè, Pacini è il principale studioso di Andrea Doria, per avere un'idea che abbiamo oggi in Italia. E ci sono tanti elementi di cui ho parlato anche in relazione alle caratteristiche tecniche delle galee, delle navi, eccetera, che si ritrovano trattati in forma organica all'interno del libro di Pacini. Poi c'è l'Epanto di Barbero, che scrive in maniera molto efficace, ricca, con l'eccezionale prosa che caratterizza Barbero, la guerra di Cipro, però sulla battaglia è un libro del 2010, quindi un po' di tempo è passato. Sulla battaglia non è il meglio che si possa trovare. Il libro di Capponi, che è precedente di un paio di anni, però è molto meglio per quanto riguarda la descrizione
della battaglia. Poi ci sono diversi studi sui corsari barbareschi, in una prospettiva sia cinquecentesca che del 600 e del 700, Jacques Hersey, barbareschi, Salvatore Bono, corsari del Mediterraneo, e poi guerre corsare, Marco Lenci, i corsari, cioè c'è molta letteratura disponibile in italiano, poi ci sono anche lavori tipo Imperi del mare di Crowley, Sì. anche se in alcuni elementi è un po', vi faccio un esempio, Crowley quando parla dell'assedio di Malta dice è stato un evento decisivo perché Malta poteva essere usata dalla flotta ottomana come base di partenza per l'invasione della Sicilia. 2 pagine dopo dice l'assedio di Malta è fallito perché Malta non aveva nulla da offrire a livello logistico alla flotta ottomana, e la flotta ottomana ha collassato, cioè la forza d'assedio ottomana ha collassato sotto il profilo logistico ancora prima che sotto il profilo militare. Ora, se Malta non ha nulla da offrire sotto il profilo logistico, come fa a essere il punto di partenza per un'invasione della Sicilia? C'è qualcosa che non torna. Ma perché? C'è qualcosa che non torna, sì. Le fonti maltesi, a partire già dal post 1565, che hanno cominciato a raccontare il successo di Malta come il successo che ha salvato l'Europa dall'invasione. In realtà gli ottomani puntavano su Malta perché i collegamenti marittimi tra Algeri e il Mediterraneo orientali erano sistematicamente resi insicuri dall'azione dei corsari maltesi, cioè dei cavalieri di Malta che facevano i corsari, e quindi li volevano eliminare. Non avevano nessun piano relativo all'utilizzo di Malta come base di partenza per attaccare la Sicilia, anche perché avevano la costa albanese di fronte a Otranto, e se avessero dovuto effettuare un'invasione anfibia potevano utilizzare tranquillamente i porti della costa albanese, che era molto più vicino alla costa italiana rispetto a quanto Malta non si avvicina alla Sicilia. Esattamente. L'assedio di Corfù mica prima. Sì, c'era, sì, adesso te lo ritrovo, un attimo solo. Mi è venuto in mente parlando di Malta. No, ma infatti era, eccolo qua, eccoci qua. Quando è stato il primo assedio ottomano di Corfù e perché non sono mai riuscito a prenderla? Allora, il problema, ci sono 2 tipologie di motivi per cui non sono mai riusciti a prenderla, ma per cui in generale non sono mai riusciti a prendere luoghi protetti da fortificazioni bastionate moderne, se non facendo una gran fatica. E nel caso degli assedi condotti in una prospettiva anfibia, l'assedio doveva essere completato nell'arco dei 6 mesi che andavano da aprile a ottobre, perché poi la flotta doveva rientrare in Sciverno a Costantinopoli. Solo l'arsenale di Costantinopoli era abbastanza grosso da contenere la flotta ottomana. Hanno assediato Corfù, non ce l'hanno fatta, sono tornati indietro. Hanno assediato Malta, non ce l'hanno fatta, sono tornati indietro. Obiettivi più grandi non ci hanno neanche tentato, perché se non riuscivano a prendere quelli piccoli, figuriamoci quelli grandi. Nel caso specifico di Corfù, quindi, i limiti in termini di proiezione della forza della flotta ottomana, che erano consistenti sia materialmente, ossia una volta che sbarcavano l'esercito, la capacità di assedio nei confronti delle fortificazioni bastionate, sia temporalmente. E poi c'è un altro motivo che è molto ben descritto nel libro di Pacini. Nel momento in cui gli ottomani hanno assediato Corfù, l'hanno fatto nell'ambito di una alleanza con la Francia che aveva quale obiettivo la conquista del Regno di Napoli. E la condizione sine qua non è che l'esercito francese dovesse scendere dalla Provenza fino all'Italia meridionale, ripercorrendo il tragitto di Carlo VIII, certo, d'Angiò nel XIII secolo, e contemporaneamente la flotta ottomana effettuasse operazioni anfibie in Puglia. Però come operazione preliminare, per tutelarsi dalla possibile offensiva veneziana, gli ottomani hanno deciso di attaccare Corfù, che è la principale base navale veneziana fuori alle porte dell'Adriatico. Nel momento in cui hanno assediato Corfù, ha preso corpo la prima Santa Alleanza, quella fra Carlo V e Venezia. Nell'ambito di questa prima Lega Santa, la flotta di Carlo V, guidata da Andrea Doria, si è mossa da Genova, riunendo poi un po' di galene napoletane, papali, siciliane,
con forze molto ridotte, se mi ricordo bene 28 galee, non di più, la flotta ottomana già ne contava, guidata da Barbarossa, circa un centinaio fra galee e galeotte. E cosa ha deciso di fare Andrea Doria? Di attaccare, di dar battaglia alla flotta ottomana? No, ha deciso di colpire la linea di rifornimento. La linea di rifornimento che collegava Costantinopoli, che era l'unico emporio commerciale in grado di sostenere logisticamente l'assedio di Corfù, con Corfù. I convogli partivano da Costantinopoli via mare e arrivavano a Corfù. Gian Andrea Doria ha cominciato Andrea Doria, non Gian Andrea Doria, ha cominciato ad attaccare i convogli. Voi mi direte, con che autonomia operativa, visto che le galee non potevano trasportare rifornimento, eccetera? Oltre alle 28 galee si è portato dietro anche 30 navi. Le ha lasciate in mezzo al Mar Ionio, come se fossero un'isola, come base galleggiante, e le sue galee operavano contro i convogli, tornavano lì a rifornirsi, operavano contro i convogli, tornavano lì a rifornirsi, operavano contro i convogli, tornavano lì a rifornirsi. L'azione è stata talmente efficace che a un certo punto Barbarossa ha distaccato 50 galee delle 53 galee galeotte delle 100 che aveva per dar la caccia alla flotta di Andrea Doria per proteggere la sua linea di rifornimento. Non è mai riuscita ad ingaggiarla. Andrea Doria ha continuato, scusate, ho parlato tanto di Gian Andrea Doria che ora metto il Gian davanti, ha continuato a operare contro la linea di rifornimento in modo tanto efficace che poi, quando ha cominciato ad arrivare vicino alla stagione autunnale, le forze assedianti a Corfù sono andate in crisi logistica. Quindi la difficoltà nel proiettare forza sotto il profilo anfibio, l'efficacia delle fortificazioni moderne europee negli assedi, ossia la dimensione per cui davano all'assedio una dimensione per l'appunto cronologica lunga, e i limiti delle operazioni anfibie, delle operazioni marittime nel Mediterraneo, ossia il limite semestrale temporale, e in più l'azione incardinata sull'aggressione alla logistica delle forze assedianti compiute dal Doria, sono gli elementi che hanno portato al fallimento dell'assedio di Corfù. Perfetto. Allora, ce ne sarebbero tante altre domande, ma il tempo stringe e io devo fare delle comunicazioni. Comunicazione numero 1: se siete interessati appunto a delle lezioni di storia militare, a questo punto vi consiglio di acquistare Emiliano Beri, lezioni di storia militare. Questo qui è il volume primo, che tratta dall'antichità al Medioevo, sottotitolo Dalla Grecia antica alla Seconda Guerra Mondiale, per quanto riguarda tutta questa collana. È fresco abbastanza di stampa, ma io attendo il secondo volume che uscirà però nel 2026 sull'età moderna. Dato che appunto sarà anche Lepanto, naturalmente, anzi ci sarà un focus monografico sulla guerra nel Mediterraneo del XVI secolo, perché è necessaria, visto che tanti lavori la trattano, ma una trattazione organica con approccio storico-militare forse ancora un pochettino manca. Sì, quindi insomma, acquistatelo, spulciatevelo, guardate, perché oltretutto c'è citato pure Joel Canestrelli di Europa Antiqua, quindi insomma anche fortunatamente ogni tanto anche i nostri lavori vengono apprezzati anche all'interno del contesto. Devo ringraziarlo perché leggendo i suoi lavori mi erano venuti alcuni dubbi e domande, l'ho sentito, l'ho contattato, ci siamo sentiti al telefono, mi ha tolto tutti i dubbi, mi è stato estremamente utile. Infatti, tra l'altro, di un suo lavoro penso che la citazione più lunga spazialmente che è contenuta nel libro sia proprio quella di un suo lavoro, sulla questione dell'equipaggiamento della fanteria cartaginese di Annibale. Della fanteria di Annibale, poi, tra virgolette, cartaginese. Poi. Esatto, infatti. Detto questo, invece, io vi do appuntamento alla prossima live, che sarà l'ultima ovviamente del 2024, poi torneremo nel gennaio 2025. Shevan già mi chiede quando una live sulla guerra di Candia. Insomma, credo che questo ovviamente sia anche un input a te, caro Emiliano. Vedremo ovviamente di organizzarla nei prossimi mesi a questo punto, perché ancora non so nulla. Io ho già intanto un progetto sulla guerra dei 30 anni, in cui Emiliano oggi mi ha detto appunto che parteciperà volentieri, quindi
speriamo insomma di portarle sul canale. Comunque la prossima live è il 27 di dicembre. Ritornerà con noi Riccardo Mardegan del canale Accademia dei Pugni. Parleremo di un'altra battaglia navale che oggi da è stata menzionata, cioè il disastro dell'invincibile armata di Filippo II contro ovviamente la flotta di Elisabetta I Tudor. Quindi a questo punto insomma state insomma connessi quel giorno, perché insomma è credo che questo sia un ulteriore disastro, diciamo, nella politica di Filippo II, che deve essere per forza insomma analizzato anche qui e riportato da un punto di vista sicuramente divulgativo. Dall'altro ovviamente questo, per quanto fosse stata una vittoria, in realtà forse possiamo dire che è più una vittoria di Pirro, quella di Lepanto, anche perché il finale l'avevamo già spoilerato prima, forse. Di Pirro non tanto, perché la vittoria di Pirro è quella vittoria che costa gravi perdite, tanto da renderla inefficace a chi vince. Questa è stata una vittoria che non ha avuto conseguenze strategiche rilevanti. Anche hai detto poco, Emiliano. Pirro vuol dire un'altra cosa, capito? No, in realtà io guarda, sì, però la considero ugualmente una vittoria di Pirro, nel senso che alla fine quanto effettivamente è stata utile, forse un pochino dal punto di vista economico, magari sì, però alla fine il problema è che poi un'altra flotta, come abbiamo detto, non si poteva ricreare. Non solo per le capacità di ripresa ottomane, ma anche perché 2 anni dopo, perché c'è la sovraestensione strategica enorme, specialmente dalla Spagna. Esatto, gli obiettivi strategici divergenti di Venezia e Spagna hanno portato alla rottura dell'alleanza, e solo insieme potevano affrontare gli ottomani sul mare. Separatamente non avevano la forza per affrontare né la vecchia flotta né quella nuova, tantomeno quella nuova che aveva 260 galee, 14 galeazze, c'era una roba... ma lo sottolineano i documenti, cioè troppo forte noi non possiamo affrontare. No, infatti ecco, Jacopo giustamente dice, è utilissimo dal punto di vista morale della popolazione. Sì, la popolazione sì, dei vertici di coloro che prendevano decisioni no, perché sono andati in depressione naturalmente. Cioè si sono entusiasmati nei 2 anni successivi, e a partire dal 73 sono andati letteralmente in depressione, tanto che hanno detto basta, chiudiamo la guerra, non c'è verso di cioè in un documento si legge proprio non li possiamo sconfiggere, è impossibile. Tanto vale sulla difensiva. È verissimo, e tra l'altro oltretutto forse è stato più simbolica, diciamo così, perché rispetto alla gente comune i vertici politici l'hanno celebrata, è come quando uno, sono genuano, ho vissuto tantissimi anni in cui la Sampdoria era sempre sopra il Genoa in campionato. Quando vincevamo un derby lo celebravamo iperbolicamente, perché avevamo solo quello da celebrare. La guerra la perdevamo, festeggiavamo, celebravamo la battaglia vinta. Io in camera avevo, quando stavo con i miei, in camera da letto la foto di un gol del derby che abbiamo vinto nell'anno in cui la Sampdoria ha vinto lo scudetto. La Sampdoria ha vinto lo scudetto, noi celebriamo la vittoria nel derby perché è l'unico momento di successo rispetto alla Sampdoria che abbiamo avuto in quell'occasione. E così è Lepanto, in un contesto di inferiorità sistemica rispetto agli ottomani, quello è stato il derby vinto. Derby vinto in maniera, cioè 6-0, un cappotto tipo quel Milan-Inter 6-0, Inter-Milan 6-0, quando è entrato un tifoso in campo ha chiesto di sospendere la partita, ora per manifesta inferiorità, ora non mi ricordo, però è stato un derby vinto 6-0 in maniera tanto clamorosa che andava celebrata iperbolicamente, ed è stata celebrata iperbolicamente. Sì, a non finire. Bene, a questo punto io direi di concludere qui. Io ringrazio ovviamente voi che ci avete ascoltato in queste quasi 2 ore. Ci vediamo a questo punto il 27. Ringrazio Emiliano Beri dell'Università di Genova e spero di rivederci il prossimo anno per ulteriori live interessantissime. E a questo punto vi rimando una nuova live, ancora qui, su Paresia. Ciao a tutti, grazie Emiliano. Ciao a tutti, grazie a te e buona serata.